Romeo. E comunque un breve estratto, giusto per dar conto di quanto accaduto ieri in Consiglio regionale lombardo. Prima di tutto, però, la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, che si apre sul Medio Oriente. Niente tregua, a Gaza nuovi raid, oltre 200 i morti. Intanto Hamas, la fazione islamica, ha fatto saltare la tregua, così che Israele ha ripreso appunto i raid a Gaza. Per quanto riguarda l'economia, cresce l'export dell'Italia a maggio, più 2,2%, scrive l'agenzia ANSA. Crescita delle esportazioni italiane a maggio, un aumento del 2,2% rispetto al mese precedente, trainate dalla vendita verso mercati extra Unione Europea, in quanto rileva l'Istat, che segnala l'export in aumento sull'anno precedente dello 0,2%, cioè su base annua le esportazioni sono sostanzialmente ferme, sono diminuite le importazioni in virtù del calo di reddito degli italiani. E qui tocchiamo un tasto che ci riconduce a una serie di considerazioni fatte nell'articolo, del quale abbiamo letto una parte stamani in rassegna stampa, sulla Padania del professor Claudio Borghi Aquilini, che domani avremo modo di riprendere direttamente con Borghi Aquilini in diretta dalle 10:40 con Onda Libera, in vista del congresso della Lega Nord del prossimo 20 luglio. La Padania oggi presenta appunto alcune delle tesi elaborate anche dal professor Borghi Aquilini per quanto riguarda le proposte economiche da discutere a congresso, a integrazione del programma di rifiuto della moneta unica, dell'euro. Stamane abbiamo parlato delle due questioni, la flat tax, cioè la proposta di tassazione ad aliquota unica, e dall'altra parte la questione del ridisegno della spesa pubblica ripensata per creare lavoro vero anche al nord, e ne parlerà domani Borghi Aquilini in un altro articolo sulla Padania. Sono due questioni che affronteremo anche in diretta domani. Intanto però cominciamo a ricordare, scrive ancora oggi Borghi Aquilini, cominciamo a ricordare che il fallimento del trio di governi Monti, Letta, Renzi sta tutto nella recessione economica, una recessione provocata dalle loro politiche che hanno fatto crollare l'economia, il prodotto interno lordo, e hanno fatto esplodere il rapporto col debito pubblico. Il brutto è che, anche se non lo dicono, la recessione da austerità è stata provocata apposta, scrive il professor Borghi Aquilini. Perché? Per fare in modo che la recessione provocata a bella posta fosse la soluzione al fatto che l'euro ci faceva comprare troppi beni esteri. Bella soluzione, complimenti, bravi, scrive il professor Borghi Aquilini, perché adesso, in effetti, senza soldi, compriamo meno beni esteri e la nostra bilancia commerciale è tornata in attivo, ma al modico prezzo di disoccupazione record, miseria e suicidi. Del resto avevamo parlato l'altra settimana dei dati della bilancia commerciale 2013 che proprio questo certificano. Le importazioni sono diminuite, ma le esportazioni non sono aumentate. La bilancia commerciale, cioè la differenza fra import e export, è tornata in attivo, cioè col segno più per l'Italia, ma non perché sono aumentate le esportazioni, ma semplicemente per il fatto che sono molto diminuite le importazioni, per mancanza di reddito però, per mancanza di liquidità, di soldi sostanzialmente. Per questo, scrive Borghi Aquilini, la recessione è stata provocata a bella posta come soluzione al fatto che l'euro faceva comprare troppi beni esteri, cioè troppe importazioni. Sono in effetti diminuite le importazioni, ma non sono aumentate le esportazioni. Anzi, questa politica di recessione da austerità ha provocato disoccupazione record, miseria e suicidi. Quello che si potrebbe fare, scrive Borghi Aquilini, è invece di rimettere in circolo il denaro, facendo quindi salire il prodotto interno lordo e riducendo il rapporto col debito, ma producendo beni che oggi invece importiamo. Otterremo così l'effetto di rimettere al lavoro i disoccupati, dai giovani a molti eccellenti esperti ultra cinquantenni che oggi sono a casa senza futuro, contrastando il deficit della bilancia commerciale. L'idea è, per usare le parole di Keynes, che lo Stato deve fare quello che il privato non fa, con una semplice aggiunta, cioè che non deve fare quello che il privato non fa a casa nostra, mentre possiamo benissimo fare noi molte cose che vengono fatte all'estero senza nessun controllo e a prezzi non concorrenziali per un imprenditore italiano.
Questo tema verrà affrontato appunto nel prossimo articolo, sempre in vista del congresso. Se qualcuno della squadra di Renzi verrà a raccontarci che non si può fare, perché così facendo faremmo concorrenza sleale a qualche cinese o a qualche turco, glielo faremo ripetere davanti a una squadra di licenziati o disoccupati, quelli che non hanno avuto gli 80 euro ma devono pagare l'IMU e la Tasi. Vedremo se avranno il coraggio di farlo, scrive Claudio Borghi Aquilini nell'articolo oggi sulla Padania, che introduce anche a questo tema della riqualificazione e riutilizzo della spesa pubblica. A proposito però di governo Renzi, per introdurre un elemento un pochino più stilisticamente libero, diciamo così, perlomeno nella forma espressiva, del resto l'avete conosciuto anche voi, stiamo parlando dell'ex tesoriere del PDL Maurizio Bianconi, che avevamo intervistato qualche settimana fa. Il tesoriere di Berlusconi dice che Renzi è un cazzaro che la metà basta, così il Foglio intitola una conversazione di Salvatore Merlo con appunto Maurizio Bianconi, già tesoriere del Popolo della Libertà, in liquidazione perché non c'è più una lira, dice Bianconi. La Pascale contro la Santanchè, Galliani contro Barbara Berlusconi, Verdini contro Fitto. Gli unici che vanno d'accordo alla fine sono Silvio e Matteo, Berlusconi e Renzi. E la cosa è molto preoccupante, dice il deputato di Forza Italia e già tesoriere del PDL Maurizio Bianconi, avvocato, ex Missino, scrive il Foglio, è l'uomo dei conti del partito che fu, e poiché è anche toscano di Arezzo, dunque un po' verace eppure spiritoso, dice che anni fa a Berlusconi serviva un delinquente che facesse da tesoriere. Ovviamente pensarono subito a me. Quello del tesoriere è un lavoro per figli di buona donna. Stiamo sempre a chiedere soldi agli altri, ma non paghiamo mai nessuno, dice Bianconi, il quale, scrive Salvatore Merlo sul Foglio, ogni tanto esagera, e quando pensa di averla sparata un po' grossa, allora abbassa la voce di un tono, ma non si rimangia una virgola e avverte: io ho tanti difetti, ma dico quel che penso e penso quel che dico. L'altro giorno, dice Bianconi in questa breve chiacchierata con il Foglio, ho ascoltato al TG1 Renzi, che è cazzaro si capisce subito, che è truffatore un po' dopo, che è pericoloso ancora dopo. Renzi è un instant book, cioè quei libri che si fanno al volo sui fatti di cronaca, tipo quello del Corriere, che è già uscito da 2 settimane, il libro sul delitto di Iara Gambirasio, mentre mano a mano si fanno le indagini. A Denis l'ho anche detto, con la riforma del Senato, a Verdini. In sostanza, dice Bianconi, l'ho detto, con la riforma del Senato che gli stai facendo fare, quello comanderà per i prossimi 20 anni, un potere dittatoriale. Verdini concepisce la politica come potere. Verdini naturalmente è qui citato perché artefice con Berlusconi o per conto di Berlusconi dell'accordo con Renzi sulle riforme cosiddette istituzionali, a partire dalla riforma del Senato. Una riforma che permetterà al Renzi o a chi per lui di comandare per i prossimi 20 anni con potere dittatoriale, dice Bianconi. Verdini, che è l'artefice dell'accordo con Renzi, concepisce la politica come potere. Lui pensa che questo asse con Renzi, con il governo, possa servire, e purtroppo lo pensa anche Berlusconi. Renzi e Berlusconi, dice ancora Maurizio Bianconi al Foglio, Renzi a Berlusconi gli sta simpatico, il ragazzino lo diverte. Guardi che Renzi è un figlio di puttana mica da poco, quello se lo intorta Berlusconi. Io stesso ci andrei tutte le sere a cena con Renzi, quello a Berlusconi gli racconta delle novelle, delle favole, gli fa vedere certi film, tipo La Grazia per Berlusconi naturalmente, o la pacificazione nazionale tra centrodestra e centrosinistra. Se Berlusconi ci crede, osserva ancora Bianconi, sarà la 200ª fregatura che si fa rifilare, come è già successo con Napolitano. Renzi è così avvolgente che, per dire, adesso, secondo me, ha pure cominciato a parlargli bene dei figli. Quanto è bravo Pier Silvio, come in gamba Barbara, per non dire di Marina. L'intervista si svolge ieri alle 14:20. Dopo pochi minuti è prevista l'assemblea dei parlamentari di Forza Italia con Berlusconi, ma Bianconi non ci va. Non ho furia di sentire i che dice Berlusconi, tu tanto lo so. Cosa succederà? Niente. Berlusconi ci chiederà di sostenere le riforme concordate con Renzi, farà una mozione degli affetti, farà capire che così è meglio per lui. Noi gli diremo di sì perché è il nostro capo e gli vogliamo bene, ma la sostanza dell'agitazione rimarrà lì, immobile. Ci sono 4 letture per la riforma del Senato. Hai voglia, ne vedremo ancora delle belle.
Quanto al fatto che i cavalli di Berlusconi stiano sfuggendo alle briglie, cioè non tutti sono d'accordo con questa riforma del Senato, successe anche quando si doveva fare il governo Monti, ma poi tutti obbedirono. A noi parlamentari ci dicono che siamo ladri, infami, pusillanimi, parassiti della società. Poi ci spingono anche a fare delle cose contro stomaco e può succedere che uno vada in riserva e si incazzi. Dentro Forza Italia si litiga perché c'è il disordinato tentativo di raccogliere l'eredità di Berlusconi. Spero che nessuno sia così imbecille, commenta Bianconi. Anche se incandidabile, Berlusconi è il capo. Quanto a Fitto, è un Oriali della politica, non è Maradona, e lo sa perché è intelligente. Francesca Pascale, smaniosa, litiga con la Santanchè. Simpatia e antipatia sono diventate categorie della politica. Verdini fa baruffa con Toti. Era ovvio, prima Verdini comandava, poi Toti è arrivato all'improvviso e ha occupato il suo spazio. Ma adesso hanno trovato un equilibrio, dice Bianconi. Semmai Denis Verdini litiga con Fitto da quando ha escogitato il patto con Renzi. Viviamo uno psicodramma, conclude Bianconi. Succede quando un partito imperiale come il nostro comincia a non volere o a non potere esserlo più. Così la chiacchierata di Maurizio Bianconi con Il Foglio. Intanto, a proposito di riforme, Marco Travaglio illustra oggi sul Fatto Quotidiano 10 idee contro la svolta autoritaria. La proposta elaborata dal Fatto Quotidiano da oggi sul fattoquotidiano.it si raccolgono firme contro la democrazia autoritaria che viene fuori dalla riforma della legge elettorale Italicum e dal nuovo Senato. È stata illustrata in 10 punti la svolta autoritaria lo scorso 6 luglio sul Fatto Quotidiano. Ora vengono fatte 10 proposte aperte, elaborate col contributo di alcuni costituzionalisti. Sono 10 punti, 10 controproposte rispetto al modello Renzi-Berlusconi. Per esempio, per la Camera dei Deputati si propongono 400 deputati con indennità dimezzate elette con la vecchia legge elettorale, il cosiddetto Mattarellum, al 75% maggioritario e al 25% proporzionale con preferenza unica, oppure col doppio turno alla francese, primarie obbligatorie e tetto massimo di 2 mandati. Questo per la Camera. Per il Senato 100 senatori con indennità dimezzate, eletti per un solo mandato col proporzionale a preferenza unica in 20 circoscrizioni regionali, da 3 a 6 senatori per ciascuna circoscrizione. Niente fiducia al governo, fine del bicameralismo perfetto, salvo che per le leggi costituzionali e quelle ordinarie che la maggioranza dei senatori chieda di modificare. Terzo punto. Le garanzie per l'opposizione, partiti e movimenti minori o neonati potranno fare eleggere deputati nei collegi alla francese o avranno comunque diritto di tribuna nella quota proporzionale del Mattarellum e senatori, grazie al proporzionale, col divieto di utilizzare la ghigliottina parlamentare contro l'ostruzionismo. Quarto punto, l'immunità parlamentare. La proposta elaborata dal Fatto Quotidiano, da Marco Travaglio, è quella di abolire l'autorizzazione a procedere per arrestare, intercettare e perquisire i parlamentari sia alla Camera sia al Senato, ma mantenere l'insindacabilità per le opinioni espresse e per i voti dati, sospendendo gli arrestati e i rinviati a giudizio e facendo decadere i condannati definitivi. Quinto punto, il Capo dello Stato, eletto per un solo mandato dai 500 parlamentari senza più delegati regionali, gode delle prerogative espressamente previste dalla Costituzione e per reati gravi il Parlamento può votare l'impeachment anche senza attentato alla Costituzione o alto tradimento. Il sesto punto della controproposta di Marco Travaglio e del Fatto Quotidiano prevede per il Consiglio Superiore della Magistratura 8 membri laici eletti per metà dal Parlamento con i 2/3 escludendo i politici e per metà da consigli giudiziari e rappresentanze dell'avvocatura e 16 togati eletti fra magistrati ma estratti a sorte. Per quanto riguarda i rapporti magistratura-politica, i magistrati siano ineleggibili prima di 3 anni dalla cessazione delle funzioni, stessa incompatibilità per 5 anni per chi ha fatto parte del Consiglio Superiore della Magistratura o della Corte Costituzionale. L'ottavo punto della controproposta di riforme elaborata dal Fatto Quotidiano e sulla quale oggi il Fatto raccoglie le firme, da partire da oggi sul sito internet, riguarda procuratori e pubblici ministeri. Il procuratore non è più il padre padrone dei PM, ma è il coordinatore, in base a regole chiare, di aggiunti e sostituti, dotati della garanzia di indipendenza e autonomia esterna e interna, cioè dai vertici dell'ufficio.
Il nono punto riguarda l'informazione, nuove leggi sulla TV, conflitto di interessi e antitrust. La RAI ha una fondazione indipendente che rappresenta lavoratori, produttori, artisti, giornalisti, editori e utenti. Chi ha ruoli politici non può possedere quote in TV e giornali, editori puri per la carta stampata, via i sussidi pubblici alla stampa e un canale televisivo in chiaro e uno via satellite per ciascun editore. L'ultimo punto riguarda la questione del referendum abrogativo ma anche propositivo con almeno 500.000 firme e quorum al 30% più 1. Obbligo di discutere e votare entro 6 mesi le leggi di iniziativa popolare che abbiano raccolto almeno 50.000 firme. Queste sono le 10 idee contro la svolta autoritaria delle riforme di Renzi. Ma sulla questione dell'autoritarismo della riforma ci sono commentatori di diversa opinione, non solo Travaglio e il Fatto Quotidiano, parlano di autoritarismo come frutto delle riforme del governo Renzi, concordate peraltro con ciò che rimane di Berlusconi. Anche Paolo Cirino Pomicino oggi sul Foglio usa lo stesso concetto, quello di autoritarismo come frutto delle riforme che si vanno facendo da parte del governo, cioè delle riforme Renzi-Berlusconi, mettiamola così per semplicità. Lo vediamo dopo la pubblicità. E anche Tino Oldani su Italia Oggi esprime la stessa perplessità. Quindi da Marco Travaglio a Cirino Pomicino a Tino Oldani è abbastanza composito il fronte di chi intravede nelle cosiddette riforme istituzionali in gestazione in questo momento, perché anche stamani il Senato ne sta discutendo, una svolta cosiddetta autoritaria, cioè antidemocratica. Allora, questa è l'auto giusta per voi. 4 ruote motrici, interni in pelle, cerchi in lega, cambio automatico, full option al prezzo assolutamente. Sì, ho capito, ma la Digital Radio ce l'ha. Oggi puoi avere un'auto perfetta anche nel suono con la Digital Radio. Chiedila al tuo concessionario. Muoviti a scoprire tutto su digitalradio.it. La radio oggi ha una marcia in più. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Acquista la tua radio digitale DAB sul sito www.radiopadania.org oppure telefona allo 02 66 234 449. Ricordate Su e Giù, il sistema saliscendi per tendaggi? Su e Giù, il dispositivo che fa scendere le tende con tutto il binario permettendovi di toglierle in sicurezza. Senza la paura di cadere dalla scala per lavarle. Su e Giù è in vendita presso tappezzieri, colorifici e ferramenta. Telefonate al numero 02 36 51 64 40. Vi diremo dove trovarlo. Acquistatelo direttamente sul sito www.gmg-srl.net. Su e Giù, per non cadere più. Caldo, freddo. E in casa non c'è mai il giusto clima. Oh, cazzo, è arrivato il tasso. Sì, da Climatizzazione Milano è arrivato il tasso zero. Puoi il tuo climatizzatore con pagamenti rateali a tasso zero, senza acconto e senza spese. Potrai contare su lavori eseguiti da personale specializzato e assistenza post vendita. Su tutti i prodotti, detrazione fiscale del 50%. Climatizzazione Milano, il climatizzatore padano. 02 39 46 93 18. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Dicevamo dunque che nel filone dei critici che paventano per le riforme in discussione al Senato, anche stamani proposte dal governo Renzi, il rischio dell'autoritarismo, nel filone dei critici ci sono tante voci provenienti da tanti orientamenti politici. Stimolante la lettura oggi sul Foglio delle riflessioni di Paolo Cirino Pomicino a proposito del rischio autoritarismo. Si voleva superare il bicameralismo paritario, cosiddetto perfetto e così tanto criticato. Si poteva allora superare in 1000 altri modi e non con questa riforma proposta dal governo Renzi. Ma si potevano fare innanzitutto 2 cose. La prima, modificare le funzioni del Senato riducendole, ma non abolendole. La seconda, ridurre il numero dei senatori alla metà, ma eleggendoli democraticamente, cioè facendoli eleggere dai cittadini. Per quanto poi riguarda la velocità del processo di approvazione delle leggi, una cosa che si è sempre detto, bisogna riformare perché le leggi ci impiegano troppo tempo per essere approvate. Ebbene, bastava che in entrambe le Camere, Camera e Senato, l'attività delle commissioni avvenisse di regola in sede redigente.
in pratica lasciando all'Aula il solo voto finale con dichiarazioni dei vari gruppi parlamentari, cioè che il processo di approvazione delle leggi fosse delegato alle commissioni, come del resto si può già fare, perché le commissioni già oggi possono lavorare in cosiddetta sede redigente, cioè in pratica approvando in sostanza la legge e lasciando all'Aula il voto finale. È così che funziona, per esempio, la più grande democrazia al mondo, quella americana, che ha un bicameralismo perfetto e in più un forte presidenzialismo. Ed è ridicolo sostenere che il nostro futuro Senato sia forgiato sul modello tedesco, perché si dimentica che la Germania è uno Stato federale, nel quale i Länder, l'equivalente delle nostre regioni, per fare un paragone improprio, hanno poteri legislativi seri e profondi. L'Italia non è uno Stato federale e anzi in questi giorni stiamo per fare un cammino inverso al federalismo tedesco, ricentralizzando parecchie funzioni, un'altra parte della riforma Renzi-Berlusconi. Dispiace, scrive Cirino Pomicino oggi su Il Foglio, che il giovane Presidente del Consiglio, verso cui nutriamo speranza per contrastare idee diverse dalle proprie, ricorra a stupide offese verso i senatori dissidenti, definendoli gufi o interessati al vil denaro dell'indennità che scompare. Fatto sta che questo pasticcio culturale, istituzionale e politico viene sostenuto con due sole motivazioni: risparmiare qualche centinaio di milioni e accelerare il processo legislativo. Due motivazioni mediocri e modeste anche dal punto di vista contabile. Ciò che emerge dal patto tra un uomo come Berlusconi sul viale del triste tramonto e un giovane leader politico come Renzi è dunque un impianto autoritario nel quale spiccano tre cose, scrive Cirino Pomicino. La prima, una sola Camera in uno Stato che non è federale e non ha un Presidente della Repubblica eletto direttamente. Secondo, una Camera a cui resta un potere assoluto che viene dato a una minoranza del Paese di poco superiore a un terzo dei votanti. Terzo, una Camera dei Deputati la cui selezione, sottratta al voto popolare e ricondotta alla volontà dei segretari politici, li priva di quell'autonomia che si chiama libertà. Poi c'è la legge elettorale già approvata alla Camera, il cosiddetto Italicum, che neanche il fascismo osò partorire. Nel mentre l'orizzonte economico del Paese diventa sempre più cupo, scrive Paolo Cirino Pomicino. E infine, sempre in tema di critici delle riforme, visto che per quanto riguarda invece il laudatores trovate ampio riscontro, va segnalato l'articolo firmato oggi da Tino Oldani su Italia Oggi a proposito del Senato che sarà di fatto abolito insieme al referendum. Invece del modello svizzero, Renzi sceglie quello autoritario, scrive anche Tino Oldani. Ricordo un memorabile cameo di qualche mese fa in cui Riccardo Ruggeri tesseva l'elogio della democrazia in Svizzera e dei referendum che in Svizzera si svolgono sui più svariati argomenti di interesse popolare. Di recente gli svizzeri hanno bocciato con un referendum l'introduzione di un salario minimo di 3.000 euro e ha approvato l'introduzione di un limite al numero degli immigrati per tutelare la manodopera svizzera. La partecipazione ai referendum svizzeri, scrive Oldani, si aggira di solito intorno al 40%, ma non essendoci alcun obbligo di un quorum, i risultati sono sempre validi. Dunque, una democrazia che rispetta il voto popolare e non esita a consultarlo anche col voto elettronico. Da noi avviene l'esatto contrario e ha fatto bene il costituzionalista Ainis a sottolineare ieri sul Corriere della Sera che la riforma del Senato, oltre ad abolire il Senato elettivo, introduce alcune norme che uccidono qualsiasi possibilità di referendum abrogativo in futuro. Una innovazione che riduce gli spazi già esigui della democrazia partecipata, limitata finora ai referendum e alle leggi di iniziativa popolare, del tutto ininfluenti negli ultimi anni, mentre rafforza in chiave autoritaria il potere del leader che vince le elezioni. Una riforma dunque da bocciare. Su questo versante, scrive Ainis, la riforma nega un'iniezione di gioventù alla Costituzione, anzi le dipinge in viso un'altra ruga. Qualche dettaglio per capire meglio. Finora, per celebrare un referendum abrogativo di una legge, era necessario che i promotori raccogliessero almeno 500.000 di firme in 3 mesi, tutte da certificare davanti a un pubblico ufficiale, con l'obbligo di depositare il tutto in Cassazione per un giudizio di merito.
Se la riforma del Senato sarà approvata, le firme necessarie diventeranno 800.000. In pratica, un'impresa quasi impossibile per qualsiasi organizzazione, compresi i partiti maggiori, che non hanno più né i generosi finanziamenti pubblici del passato, né robusti apparati sul territorio per raccogliere così tante firme. Se però qualche iniziativa referendaria riuscisse ad arrivare fino alla Cassazione e al voto, potrebbe sperare di essere valida grazie a una modesta riduzione del quorum necessario. Finora era del 50% degli aventi diritto al voto più 1. In futuro dovrebbe bastare una quota pari alla metà più 1 dei votanti alle ultime elezioni politiche. In ogni caso una montagna da scalare simile all'Everest. Buona parte degli ultimi referendum proposti dai radicali non hanno raggiunto neanche il quorum del 30%, mentre alle politiche del febbraio 2013 l'affluenza è stata del 75%, senza contare che non sempre raggiungere il quorum significa una vittoria del quesito referendario. Procedure tanto complicate, scrive Tino Oldani su Italia Oggi, si devono al fatto che, a differenza di altri paesi, in Italia la casta politica non ha mai amato il referendum. Già i padri costituenti, DC e PC in testa, consideravano le attività politiche al di fuori dei partiti qualcosa di cui diffidare, anche se si trattava di un atto di difesa da eventuali soprusi delle istituzioni. Per questo fu introdotto un quorum elevato sia per le leggi di iniziativa popolare, 50.000 firme, sia per il referendum, 500.000. I referendum furono introdotti solo negli anni 70 e all'inizio alcune iniziative, divorzio, aborto, furono coronate da successi clamorosi in cui il voto popolare smentì il maggior partito di governo, la DC. Nel 93 il referendum elettorale di Mario Segni, benché dichiarato inammissibile, segnò l'inizio della Seconda Repubblica, ma poi il numero dei votanti diminuì a ogni tornata elettorale e gli enti locali ne tennero conto negli statuti che ammettevano i referendum locali, riducendo di molto il quorum, per esempio 40% in Lombardia, 30% al Comune di Milano. Poiché il troppo stroppia anche in politica, il continuo ricorso ai referendum dei radicali sui temi più disparati ha finito per stancare l'elettorato, che ha praticamente disertato le ultime chiamate al voto. Una tendenza opposta a quella che stava prendendo piede nel resto del mondo, grazie al fatto che dovunque, per recuperare consensi, le democrazie rappresentative avevano aperto la strada al voto elettronico, voto che oggi viene usato non solo in Svizzera, ma anche in Belgio, Austria, Irlanda, Estonia, India, Messico, perfino Brasile, Arizona, Florida. Addirittura l'Unione Europea ha accettato di ricorrere al voto elettronico per sottoscrivere leggi popolari con un quorum minimo, 1 milione di firme elettroniche, lo 0,2% della popolazione europea. In Italia invece, conclude Oldani, con la riforma del Senato voluta da Renzi, le nuove regole in materia di referendum vanno contro la modernità e contro la democrazia. Oggi con il computer gli italiani possono dare suggerimenti a Marianna Madia per la riforma della pubblica amministrazione e a Carlo Cottarelli per la spending review, ma non possono votare per i referendum come avviene da anni nella vicina Svizzera, figuriamoci per le politiche. La rivoluzione digitale, strombazzata dal Premier ancora pochi giorni fa, è uno slogan senza speranza come strumento di democrazia e partecipazione. L'obbligo di raccogliere 800.000 firme è il certificato di morte del referendum e pensare di ricorrervi per abrogare con un voto popolare la pessima riforma del Senato, trasformato in dopolavoro di consiglieri regionali e sindaci, sarà impossibile per chiunque. Un pessimo giorno per la democrazia in Italia, scrive Tino Oldani su Italia Oggi. E intanto il governo che fa? Il governo si prepara ad affrontare la riforma del cosiddetto terzo settore. Sta nascendo un nuovo pilastro fra Stato e mercato. Ad annunciarlo oggi in un'intervista a Repubblica è il ministro del lavoro e comunque capo delle cooperative, formalmente fino a poco fa, Giuliano Poletti. L'impresa sociale, guarda caso un tema affine alla sua lunga esperienza nel mondo delle cooperative rosse. Un conflitto di interessi costante, quello del ministro Poletti, ma che nessuno gli rinfaccia mai. L'impresa sociale, qualcosa di molto vicino al mondo delle cooperative, distribuirà utili e raccoglierà capitali sul web. Dice il ministro Poletti che sarà una grande occasione professionale. E poi c'è la riforma del servizio civile per alimentare
questo nuovo settore dell'impresa sociale. Per i primi 40.000 giovani le risorse le abbiamo trovate, a fine anno il via alla riforma del servizio civile. È ingiusto chi dipinge quei ragazzi come sottopagati di Stato, perché la riforma del servizio civile prevede 433 euro al mese, costo però per lo Stato annuo 600 milioni almeno. Però il ministro Poletti parla di questa riforma come di qualcosa di eccezionale, di unico. Le imprese sociali verranno trattate come start-up, cioè come nuova imprenditoria. Potranno distribuire utili, potranno fare crowdfunding, cioè raccogliere risorse, raccogliere capitali anche su internet. E poi c'è il servizio civile universale pagato, da inserire nel curriculum e svolgere anche all'estero, aperto forse anche ai giovani stranieri residenti in Italia. È l'equivalente dei mini job alla tedesca, diciamo così, solo che costa di più, costa almeno 600 milioni all'anno. Il 5 per 1000 strutturale con obbligo di trasparenza per gli enti che ricevono i soldi dei cittadini, i social bond per finanziare il sociale, fiscalità agevolata e un registro unico per il cosiddetto terzo settore, una sorta di albo della solidarietà. Solidarietà, qui sta a coprire business, in effetti. E il discorso è abbastanza semplice. Quello che il ministro Poletti chiama come un nuovo pilastro tra Stato e mercato, cioè l'impresa sociale, è qualcosa che riguarda direttamente il mondo da cui proviene le cooperative, ma nessuno è capace di dire al ministro Poletti che si trova in un conflitto di interessi chiaro, evidentissimo, palese e macroscopico. Ministro Poletti, chiede Repubblica, la riforma del terzo settore, approvata dal Consiglio dei Ministri, rappresenta davvero un grande momento di svolta? È la prima coraggiosa domanda. Risposta del ministro Poletti: corrisponde all'idea, cara al governo, che la partecipazione dei cittadini è il terzo pilastro della società italiana, oltre allo Stato e al mercato. Non più una croce rossa marginale ed emarginata da usare quando lo Stato non arriva, ma una protagonista per gestire i bisogni della collettività. Nessuno resterà a casa, tutti devono fare qualcosa, dice letteralmente il ministro Poletti a Repubblica. La riforma è affidata a un disegno di legge delega e non sarà operativa in tempi brevi. Andrà a pieno regime solo nel 2015, ma ci siamo dati un periodo limitato per i decreti attuativi, 6 mesi dall'approvazione della delega. Contiamo di non usarli neanche tutti. Quanto costerà? Soltanto il servizio civile sulla carta costa 600 milioni se si calcolano 500 euro al mese, cioè 6.000 euro all'anno, moltiplicati per 100.000 giovani tra i 18 e i 28 anni da coinvolgere nel triennio, cioè in pratica sono 100.000 i giovani ai quali si farà fare il servizio civile retribuito. I soldi per il primo contingente, tra 200 e 250 milioni, ci sono già, dice il ministro Poletti. E gli altri? E consentiranno a 40.000 ragazzi di partire tra fine di quest'anno e inizio del prossimo. Altre risorse le troveremo con la garanzia giovani e dallo stanziamento ordinario per il servizio civile, ma lo affronteremo questo argomento nel 2015. Quanto ai critici che accusano il governo di aver creato la figura del sottopagato di Stato con il nuovo servizio civile, anziché impiegare i soldi per creare posti veri, cioè giovani non assunti ma che tappano i buchi dell'inefficienza pubblica e retribuiti 4 soldi, sono critiche ingiuste, dice il ministro Poletti, perché non tengono conto dell'importante contenuto di esperienza insito nel servizio civile. Si tratta di un'opportunità per i nostri giovani anche per un futuro lavoro. Non sono rari i casi in cui al termine del servizio questo si trasformi in occasione professionale. Te la conta giusta il ministro Poletti, ogni volta che lo si sente o lo si legge. E poi c'è il contenuto civico: dai una mano alla collettività e al tuo paese. Dobbiamo far crescere il senso della solidarietà. Tra i 100.000 nuovi servitori civili ci saranno anche ragazzi stranieri? È un punto che stiamo ancora valutando, dice il ministro Poletti. Poi c'è la storia del 5 per 1000 e dei social bond. Vediamo un po' di che si tratta. I social bond. Il cittadino potrà acquistare queste obbligazioni dalle banche, accontentandosi di un interesse un po' più basso, e le banche, che ridurranno i costi di gestione, destineranno una parte dei proventi a particolari interventi sociali. È un esempio di finanza di comunità o di finanza etica. Incentiveremo anche microcredito e donazioni. L'idea di fondo è sempre quella: la comunità che si prende cura
di se stessa. Dopodiché l'impresa sociale, sono 852 quelle finora esistenti, verrà aggiornata per quanto riguarda la parte delle leggi, della normativa. Si consentirà la distribuzione di utili, tante belle parole, solidarietà, impresa sociale, ma poi distribuzione di utili che oggi è vietata, e potrà raccogliere capitali, la nuova impresa sociale, anche tramite internet, come fanno le nuove aziende, le start-up. Investire in settori di attività più ampi, aiutata anche da un fondo rotativo e dall'assegnazione di immobili pubblici inutilizzati o confiscati alle mafie. Non imporremo una forma giuridica e aiuteremo tutti, cooperative, SRL, SPA, purché lavorino per la comunità. Dice il ministro Poletti, aiuteremo tutti, prima di tutto le cooperative, lo dice lui, cooperative e poi naturalmente SRL e SPA, che sono due cose diverse, ma quanto vogliamo scommettere che questa riforma qui andrà a beneficiare il mondo di cui Poletti è stato presidente per quanto riguarda le COP, almeno quelle rosse? Cioè, a me sembra che sia un conflitto di interessi costante questo ministro del lavoro, che viene giudicato però da tutti uno pacioso, uno simpatico, uno tranquillo, insomma, senza rispolverare l'ombroso, ma con elementi minimi di psicologia, possiamo dire che a ben guardare, e neanche tanto approfonditamente, è tutt'altro ciò che comunica il ministro Poletti. È uno capace di fare determinati interessi, quello sì, perché il primo decreto approvato dal governo è stato appunto il decreto Poletti, altro provvedimento che secondo alcuni ha precarizzato vieppiù il lavoro già precario, secondo altri, pochi, ha invece favorito il mondo di cui Poletti è stato presidente, cioè appunto quello delle cooperative. Intanto, caso all'Italia, nota a margine, tra poco poi invece ascoltiamo gli estratti dal dibattito ieri in Consiglio regionale lombardo. Il caso all'Italia prevede anche che le banche, andando incontro ai desideri del nuovo socio forte arabo, Etihad, le banche ristrutturino parte del debito di Alitalia, cioè in qualche maniera trasformino in azioni, insomma facciano un favore all'Alitalia e ai nuovi padroni naturalmente, che tutta sta schifezza non se la vogliono proprio sul gobbone per intero. E oggi il giornale dà conto della reazione di altri operatori economici in Italia. Ma perché le banche fanno questo favore all'Italia e a noi no? A dirlo sono gli artigiani furiosi con le banche. Anche noi vogliamo lo sconto, dicono gli artigiani, i piccoli e medi imprenditori, che chiedono l'applicazione del metodo Alitalia. Con un taglio dei debiti, come quello fatto dalle banche a favore di Alitalia, potremmo salvare 200.000 posti di lavoro, dicono gli artigiani. Trattamento di favore, quello previsto dalle banche per Alitalia, con un maxi abbuono del debito, cancellati 180 milioni di euro. Forti con i deboli, deboli con i forti. È il modo di operare delle banche italiane. Nulla di nuovo per i titolari di piccole e medie imprese che negli ultimi anni, scrive Matteo Basile su Il Giornale di oggi, sono stati costretti ad abbassare le saracinesche e a chiudere le proprie attività. Le banche non concedono mutui, si sente ripetere dal 2007. Più che una motivazione è diventata una sentenza, una tragica litania alla quale sottostare e di fronte alla quale non si può far nulla, se non pagare un prezzo altissimo, molto più alto di quello che a un istituto di credito sarebbe costato salvare quell'attività. Chiudere tutto, cacciare i dipendenti, perdere lavoro e dignità, mettere in ginocchio famiglie. In molti casi farla finita, eppure troppo spesso sarebbe bastato poco, una dilazione, una deroga, un piccolo prestito per tirare avanti, rimettersi in sesto e tornare a respirare. Ma niente, dalle banche solo rifiuti e nessuna speranza. Ma se l'azienda in questione è un colosso con migliaia di dipendenti pubblici, un buco nero dove le banche hanno versato centinaia di milioni, ecco che come per magia l'atteggiamento delle banche italiane cambia, si fa più accondiscendente e alla fine un accordo si trova. Così Unicredit, Intesa San Paolo, Banca Popolare di Sondrio e Monte dei Paschi in Alitalia avevano immesso moneta sonante per 565 milioni di euro che Alitalia non aveva la possibilità di restituire. Sigilli, carte bollate, chiusure, licenziamenti e suicidi? Ma niente di tutto questo. Anzi,
disponibilissime le banche a venire incontro all'azienda con un piano ad hoc. Innanzitutto un terzo del debito, oltre 180 milioni di euro, viene cancellato ad Alitalia come se non fosse mai esistito, e sui restanti 2/3 tassi altissimi e tempi strettissimi per la restituzione? Ma neanche per idea. 376 milioni e spiccioli convertiti in azioni di Alitalia, così da far diventare il pool di banche azioniste a tutti gli effetti della nuova Alitalia. Un'ottima soluzione che permette ad Alitalia di sopravvivere e di essere più appetibile in vista dell'accordo con Etihad. Le banche intanto fanno un reale investimento. Tutti felici? Non proprio. Perché se le banche rinunciassero solo al 30% dei debiti che gravano sulle micro, piccole e medie imprese a rischio di chiusura, come faranno per Alitalia del resto, si potrebbero salvare 70.000 aziende per circa 200.000 dipendenti e relative famiglie. Lo spiega in una nota l'Unione degli Artigiani, che lamenta una disparità di trattamento enorme da parte delle banche. Insomma, se le banche avessero fatto agli artigiani, ai piccoli e medi imprenditori, quello che hanno fatto ad Alitalia, cancellazione del 30% del debito, per Alitalia per la verità si accollano anche il resto diventandone azionisti, trasformandolo in azioni, se avessero agito così nei confronti di artigiani e piccoli e medi imprenditori, si sarebbero salvate almeno 70.000 aziende, 200.000 dipendenti con relative famiglie, dice l'Unione degli Artigiani. Le piccole e medie imprese artigiane, con esposizioni in sofferenza verso il mondo bancario, assommano debiti pari a circa 3 miliardi di euro. Se si applicasse il metodo all'Italia, le banche dovrebbero cancellare il 30% del loro debito, cioè circa 900 milioni di euro. E la gran parte di queste aziende si salverebbe, così come i loro dipendenti e le famiglie. Anche noi vogliamo lo sconto all'Italia, dicono gli artigiani. Secondo voi che succede? Ce l'avranno? E infine, sempre ma non facciamo in tempo, ma comunque da Milano Finanza di oggi vi segnalo la ripresa di quota dell'operazione taglia debito. Guido Salerno Aletta, funzionario del Senato e tante altre cose, che insieme ad Andrea Monorchio, tra le altre cose anche lui perché ne ha avuto 100.000 incarichi, ragioniere generale dello Stato, avevano formulato quell'idea di tagliare il debito pubblico della quale abbiamo parlato, l'idea del taglia debito che in sostanza prevedeva un investimento forzoso o un'ipoteca addirittura forzosa sulla casa. Questa seconda proposta è stata accantonata dai due estensori dell'idea per tagliare il debito pubblico. È rimasta viva in buona parte la prima proposta, quella di creare un fondo patrimoniale degli italiani dove assommare gli immobili, le azioni e via dicendo per centinaia di miliardi di euro. Secondo Salerno, Aletta e Monorchio poi bisognava obbligare gli italiani a un investimento forzoso. Per il momento non si parla di investimento forzoso, però l'idea è quella lì. Facciamo un bel fondo patrimoniale degli italiani e l'idea è stata rilanciata da Marco Carrai. Marco Carrai è molto molto vicino al Presidente del Consiglio, il che legittima anche una qualche considerazione circa la possibilità che questa idea venga tradotta in pratica. Bisogna stare molto attenti come cittadini e soprattutto contribuenti e proprietari di qualcosa, che sia la casa del nonno o di famiglia o 4 risparmi, a queste idee di taglia debito. Faremo attenzione e ne parleremo sicuramente. Intanto però piccola pausa musicale e poi andiamo alla giornata di ieri in Regione Lombardia con il dibattito seguito all'intervento del Presidente della Regione Maroni dopo l'avviso di garanzia per i 2 contratti di collaborazione, avviso di garanzia al Presidente Maroni stesso. Sentiremo l'intervento di Maroni, a seguire un estratto del dibattito in Regione. Adesso ci ascoltiamo invece Bob Dylan, Tomorrow is a Long Time. Highway. If tonight wasn't
Sono commosso. Troppo onore. Grazie colleghi. Grazie colleghi, permettetemi, nel dare la parola al Presidente Maroni, di esprimere l'apprezzamento della Presidenza del Consiglio, di esprimere l'apprezzamento per il fatto che il Presidente Maroni ha deciso di venire a comunicare all'Aula in ordine alla vicenda che lo ha riguardato la giornata di ieri. Non era un atto dovuto e mi sembra un atto di particolare sensibilità e rispetto verso l'Aula consigliare, che io apprezzo particolarmente, mi sembra anche un segno di grande trasparenza di cui credo tutti dobbiamo dare atto. La parola al Presidente Maroni. Grazie Presidente. Ho accolto l'invito a presentarmi oggi in Consiglio regionale per rispetto delle istituzioni e delle istituzioni regionali in particolare che ho l'onore di guidare, ma lo stesso rispetto delle istituzioni, in particolare della magistratura, mi impone di astenermi dall'esprimere commenti, valutazioni, giudizi diversi da quelli che ho già reso ieri, prima di poter leggere il fascicolo degli atti che mi riguardano e prima di essere sentito dal magistrato. Ho dato la mia disponibilità naturalmente per questa incombenza, attendo che il magistrato inquirente mi chiami. Come sapete, ho ricevuto ieri un avviso di garanzia da parte del dottor Fusco della Procura della Repubblica di Busto Arsizio. La fattispecie ipotizzata è prevista dall'articolo 319 quater del Codice Penale, che prevede che il pubblico ufficiale, cioè chiunque è presente in quest'Aula come consigliere regionale o come assessore, che abusando della sua qualità, in questo caso di Presidente, induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità. Questa è l'accusa che mi è stata fatta. La fattispecie ipotizzata sarebbe quindi un'induzione indebita. Ho commesso un'induzione indebita a dare o promettere utilità per 2 contratti di collaborazione stipulati peraltro non dalla Regione ma da 2 società, Expo Milano 2015 SPA ed Eupolis. Non è quindi una imputazione che riguardi i contratti per Expo, gli appalti per Expo, come qualche giornale ha scritto, non c'entra niente con questo, sono 2 contratti di collaborazione a termine stipulati da queste 2 società. Eupolis peraltro ha fatto un bando pubblico, hanno partecipato un certo numero di persone e Eupolis ha scelto. Si tratta di 2 contratti a termine per persone che svolgono con mansioni diverse attività quotidiana di supporto della Regione Lombardia dalla sede di Roma. Nulla a che fare quindi con i lavori sulla piastra Expo. La loro attività è finalizzata alla ottimizzazione e alla efficienza della macchina organizzativa in vista dell'evento Expo. In particolare una figura professionale ha un preciso scopo di raccordo tra la Regione Lombardia e la società Expo, mentre l'altra, di provata esperienza professionale, ha un ruolo di consulenza delle diverse tematiche organizzative legate ad Expo. L'ultimo degli eventi organizzati è il 19 di giugno. La Regione Lombardia, assieme al Ministero degli Esteri e quindi al Ministro degli Esteri Mogherini e al Ministro delle Politiche Agricole Martina, hanno incontrato presso Villa Madama a Roma oltre un centinaio di ambasciatori di paesi aderenti ad Expo, illustrando Expo alla presenza anche del commissario Sala e dei testimonial che abbiamo
deciso di investire di questa carica di promozione di Expo, e cioè Filippo Daverio, Felice Gimondi, Carlo Cracco e un'imprenditrice siciliana che produce vino. Sono assolutamente sereno, sono assolutamente tranquillo, preferisco usare questo termine, e allo stesso tempo molto sorpreso. Per quanto a mia conoscenza è stato ed è tutto assolutamente regolare, trasparente e legittimo. Sono fiducioso che le cose verranno al più presto chiarite. Ringrazio la maggioranza, ringrazio gli assessori anche per la dimostrazione di affetto di poco fa, li ringrazio per la solidarietà che mi hanno espresso, che mi dà la forza di continuare e di garantire alla mia maggioranza e al Consiglio regionale che sono determinato a proseguire nell'azione di governo della Regione per realizzare il programma per cui siamo stati eletti, nel rispetto delle leggi, come ho sempre fatto nella ormai ultra ventennale azione politica e nella mia storia personale. Il rispetto assoluto delle leggi è il faro che ha sempre guidato e sempre guiderà la mia azione istituzionale e politica. Vi ringrazio. Grazie Presidente Maroni. Come anticipavo è aperta la discussione per un'ora complessiva a tempo massimo, quindi 10 gruppi, 6 minuti massimo per ciascun gruppo. Prego i consiglieri che intendono intervenire di prenotarsi, lo ha fatto il consigliere Ambrosoli, ne ha facoltà. Signor Presidente, signore e signori consiglieri, e signor Presidente della Regione, sono lieto che lei abbia raccolto l'invito di questa opposizione a venire in aula a riferire su questa indagine. Sappiamo quanto questo incida, questo impegno anche di tempo sul suo lavoro, ci crede così anche per il nostro. È la terza volta in pochi mesi che questa assemblea si dedica a fatti determinati da avvisi di garanzia, perquisizione, sequestri, arresti. La ringrazio anche perché è bene che l'Assemblea sia informata di qualcosa di più approfondito di una nota di agenzia preparata dagli uffici stampa o da un articolo di giornale. Devo dire che la mia curiosità non è completamente pacata dal suo intervento, ma capisco il suo attendere, di avere maggiori informazioni su quelli che sono gli elementi a fondamento dell'accusa che lei respinge e quindi non può considerare degni di approfondimento per forza di cosa, respingendola. È bene cioè che le informazioni siano piene e complete, che ci permettano di andare oltre a una sintesi giornalistica che ci racconta del passaggio dalla Bossi Family alla Salvini Family, del passaggio dal cerchio magico di Bossi eventualmente a quello di Maroni, quando invece qui c'è da capire qualcosa di più complesso della sintesi giornalistica e qualcosa di, mi si permetta la digressione, autonomamente rilevante rispetto all'eventuale configurazione di una fattispecie di reato, tanto più di un reato complesso e, tra virgolette, nuovo come quello che lei ha indicato in esordio del suo intervento. Mi spiego richiamando la figura sociologica che va sotto il nome di femminismo amorale elaborato da Banfield nel 1958, o mi spiego dicendo quella brutta parola che si chiama discontinuità sulla quale so che non ha piacere di confrontarsi, o mi spiego ancora facendo riferimento a un'ipotesi, quindi attendo anch'io i chiarimenti, a quegli annunci di tagli di staff e di personale, ma mi sembra che la fattispecie sia un po' diversa rispetto a quella che veniva ipotizzata dalle prime agenzie ieri, che si traducono poi in assunzioni dello stesso personale presso altre strutture della sostanzialmente medesima amministrazione, al di là delle figure giuridiche che lo rappresentano. Quello col quale ci troviamo a confrontarci oggi è cioè un momento in cui dobbiamo verificare, non per l'indagine della magistratura, ma per l'interesse di questa Assemblea,
se ci troviamo davanti all'ennesima manifestazione di quel malcostume del quale questa assemblea, come tante altre assemblee regionali di tutti i colori, hanno dato prova in tanti tempi, ovvero delle assunzioni o dei rapporti di collaborazioni o degli esiti favorevoli di concorsi che sono determinati non da delle ragioni di merito ma da ragioni diverse. Compiacere la persona autorevole che ne fa indicazione piuttosto che utilità di altra natura. Devo dire francamente che come dire, quando nelle aziende private si avanza un sospetto di un qualche cosa di illecito che il management dichiara con forza di non aver commesso, uno degli elementi attraverso i quali si ha un'indicazione di quanto quel management sia adeguato nel portare avanti gli ulteriori sviluppi della vita societaria è capire se sa cogliere dalla criticità che si è rappresentata al di fuori della sua volontà, al di fuori del suo contributo, se esiste una modalità per correggere quel rischio, per riuscire a fare in modo che in futuro non ci sia la possibilità di un'accusa altrettanto infondata secondo la stessa rappresentazione ma reiterata, la creazione cioè di procedure che creino un muro tra l'eventuale volontà di chi ricopre una posizione autorevole all'interno di un'amministrazione e agli effetti di assunzioni e quant'altro chi di quell'amministrazione, anche nelle figure giuridiche relativamente autonome come può essere Eupolis e come può essere Expo 2015, ha invece un'aspettativa nei confronti appunto del soggetto autorevole. Dicevo, un momento di autocritica, un momento di esercizio del senso critico. Tutto questo rileva a prescindere dall'indagine giudiziaria. Ieri girava la bozza di un comunicato anche nei nostri corridoi dove si invocava la parola dimissione o quant'altro. Non sta né in cielo né in terra. Non sta né in cielo né in terra. Allo stato attuale delle cose, in assenza di qualsiasi informazione, anche solo evocare quella parola è sbagliato. Ma attenzione, è ancora più grave. La rilevanza politica e di autorevolezza del Presidente della Regione può essere particolarmente grave a prescindere dalla configurazione di una fattispecie di reato. Allora torno a dire, se ci dovessimo trovare davanti all'ennesima manifestazione di quell'atteggiamento secondo il quale il potere viene declinato per degli interessi diversi rispetto a quelli per i quali è stato attribuito, chiamiamolo familismo, chiamiamolo cerchio magico, chiamiamolo come vogliamo, l'indagine non mi interessa il fatto che Regione Lombardia possa finire sulle prime pagine dei giornali per qualcosa di più costruttivo. Grazie. Padania Libera. www.radiopadania.net, il sito internet di Radio Padania Libera. Grazie, ha chiesto di intervenire il Presidente Romeo, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente, ringraziamo intanto il Presidente Maroni per la sua presenza in aula oggi. Presidente, noi come gruppo siamo rimasti anche noi molto sorpresi, intanto perché non sapevamo neanche che esistesse questo tipo di reato, tra l'altro facciamo anche fatica a comprendere il significato, induzione indebita a dare o promettere utilità per puntini, che qui bisognerebbe capire chi in Parlamento vota queste leggi e propone quell'introduzione di questi nuovi reati, come se già non ci fossero tante leggi per cui viene difficile comprendere, si dà troppa interpretazione. Ma siamo anche allo stesso modo molto amareggiati, perché pur facendo le cose per bene, noi la conosciamo, meticoloso, scrupoloso, attento su tutto, purtroppo non basta. Pur cercando di prestare attenzione
numerose, mi metto nei suoi panni, tutte le delibere di giunta, qualsiasi cosa le capita, insomma non si può avere la possibilità di controllare tutto, però lei è uno che guarda con attenzione tutto e nonostante questo è arrivato questo avviso di garanzia che ci rende ovviamente, ci dà amarezza, anche perché poi mediaticamente la questione viene cavalcata, ovviamente è più una questione mediatica più che una questione giudiziaria, visto la consistenza e la questione legata al reato. Ci viene in mente a proposito il plico che ci è stato oggi consegnato dal vicepresidente Mantovani, che ci ha dato tutta una serie di fotocopie di quanti articoli di giornale nei suoi confronti siano stati scritti per tantissimo tempo, di quanto fango sia stato gettato nei confronti, ma è solo un caso, per poi dopo arrivare oggi, naturalmente, qualche giorno fa, ad una disposizione di archiviazione dove il GIP di fatto accoglie la richiesta del pubblico ministero. Ecco, poi dopo tutti questi articoli, qui c'è una varietà enorme di prime pagine di giornali, poi capire chi poi ti chiederà scusa viene veramente difficile, però purtroppo oggi assistiamo a questo, quel che conta è solo l'agonia mediatica, poi l'ipotesi di reato, le presunte regolarità, poi nel tempo, quando invece viene dimostrato che non c'erano, alla fine però nessuno va a risarcire il danno d'immagine che è stato fatto, che viene fatto non solo nei suoi confronti, ma nei confronti di tutta l'istituzione regionale. Io le posso solo dire questo, almeno noi le diciamo questo, basta giocare in difesa, Presidente, perché giocare in difesa purtroppo, come ha visto, anche fare le cose per bene, purtroppo si viene puniti lo stesso. Intanto difendiamo il diritto della politica e delle istituzioni a segnalare dei curriculum quando ci sono contratti che per loro natura intrinseca sono fiduciari, perché se no altrimenti, se abdichiamo anche su questo, è inutile che facciamo politica. Se anche il rapporto fiduciario non possiamo segnalarlo, cosa siamo qua a fare? Che qualcuno ce lo spieghi e ce lo dica, anche perché qualche tempo fa, mi ricordo, qualche anno fa, tutti parlavano, i media in particolare, dello spoil system, no? Introduciamo lo spoil system, arriva una nuova amministrazione, si porta i suoi dirigenti, i suoi funzionari, e tutti bravi, è giusto così. Poi non solo non si è fatto niente, ma oggi addirittura se uno segnala un curriculum per un rapporto di natura fiduciaria commette addirittura un reato. Pensate quante cose sono cambiate rispetto a quello che si diceva qualche anno fa. Quindi questo lo dobbiamo difendere, giochiamo all'attacco perché ormai in difesa siamo solamente perdenti, così come non nascondiamo il fatto che forse, verificato anche quanto è successo al Presidente della Regione Emilia Errani, non ci sia dietro, ci auguriamo di no, un disegno politico chiaro che è iniziato tempo fa per delegittimare completamente le regioni e le loro autonomie dal punto di vista politico, solo e esclusivamente per tornare ad un neocentralismo. Sarà un caso, ma proprio in questi giorni è in discussione al Senato la riforma del titolo quinto, che è sentire dalle parole del Presidente del Consiglio Renzi, appunto, che canta vittoria dicendo: le regioni le abbiamo finalmente sconfitte, perché queste sono le parole che lui ha utilizzato. Davvero una seria riflessione su come anche bisogna comportarsi in Parlamento, e lo dico a tutti i gruppi, a tutti i colleghi, a tutti i gruppi politici che sono in Parlamento ma che qui hanno una rappresentanza ovviamente in Consiglio regionale. Forse una riflessione la dobbiamo fare tutti insieme, nonostante si sia tentato di migliorare il testo iniziale del disegno di legge, perché questo è il rischio davvero a cui andiamo effettivamente incontro. Poi lo diciamo chiaramente, noi lezioni di parentopoli da chi all'Europarlamento ha tra i suoi funzionari un certo Claudio Messora, che si prende 6.000 euro al mese e che collabora dal 2009 alla Casaleggio Associati ed è naturalmente un funzionario del 5 Stelle, oppure Filippo Pittarello, altro collaboratore della Casaleggio Associati, per non parlare delle due senatrici Barbara Lezzi e Vilma Moronese,
entrambe che sono state accusate dagli stessi colleghi del 5 Stelle per aver assunto come assistenti dei parenti. La Liezzi ha assunto la figlia del compagno e la Moronese ha assunto il proprio compagno. Entrambe però si sono difese sostenendo di non aver violato nessuna regola dal momento che i due compagni non erano conviventi. Quindi forse se questo è l'elemento per portare qua qualcuno, ne terremo conto. Non prendiamo certo lezioni, così come non prendiamo lezioni sulle consulenze dal Partito Democratico, che lo invitiamo a guardare le consulenze del Comune di Milano, che se non ricordo male un vice che il capo di gabinetto del vice sindaco è addirittura un ex terrorista. Signori, guardate a casa vostra, che forse è molto meglio rispetto a quelle che sono le consulenze che portiamo o che abbiamo fatto in Regione Lombardia. Io mi auguro che su questo tema si guardi effettivamente sempre la meritocrazia, che essi siano uomini o donne, che siano giovani o che siano anziane o che siano comunque persone senza guardare di chi sono parenti o amici di. Si guardi la meritocrazia, se no il rischio vero, ve lo diciamo, è che assisteremo al declino della professionalità e il trionfo dei dilettanti allo sbaraglio. Presidente, giochiamo all'attacco, siamo stanchi, anche perché abbiamo visto che seguendo le regole delle leggi romane ci indagano lo stesso. A questo punto mi dia retta, Presidente, faccia come il gruppo le ha chiesto all'inizio di questa seduta all'insediamento. In nome del nostro popolo lombardo, troviamo il coraggio di violare le leggi di Roma e portiamo a casa i risultati per i nostri cittadini, perché intanto essere indagati per fare le cose per bene o essere indagati per violare qualche legge, almeno se siamo indagati per quello, qualche diavolo di ragione ci sarà. Grazie. Radio Padania, la tua voce libera, senza filtri né censura. Radio Padania Libera, la voce della Lega Nord, la tua voce libera, senza filtri né censura. Ha chiesto di intervenire il Presidente Stefano Bruno Galli, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Io ho seguito con molta attenzione la pacata e precisa relazione del Governatore Maroni e ho ascoltato anche un po' esterrefatto alcuni passaggi di questo dibattito che, a mio sommesso avviso, replica un modello comunicativo che è costruito su una sequenza di parole, su un convoglio semantico che abbiamo visto fin dalle prime agenzie di ieri: Maroni, Expo, induzione. Questo è il dispositivo, cioè Maroni, presidente di una delle regioni leader a livello europeo, 10 milioni di abitanti, un PIL equivalente a quello della Svezia, un quarto di quello del paese. Expo, un evento troppo grosso per non suscitare appetiti loschi, soprattutto in un'area che, proprio perché è la più produttiva e anche la più ricca, è anche quella dove inevitabilmente si dovrebbero affermare, si dovrebbero diffondere le pratiche del malaffare. Questo è il paradigma, è inutile girarci intorno. E questo è il messaggio che hanno voluto far passare i mass media, e anche qui in quest'Aula è il retropensiero che si è ascoltato in molti interventi. Forse è necessario abbassare un pochino i toni di questo dibattito e sviluppare qualche ragionamento un pochino più pacato. Dunque, a cominciare dal ruolo della magistratura. La magistratura è un ordine, assolve cioè una funzione pubblica, questo dice la storia, nell'ambito della divisione dell'equilibrio dei poteri. Non è fonte di diritto, ma il diritto lo applica. Il suo ruolo pubblico da questo punto di vista non ammette ideologizzazioni, soprattutto quando rispondono a una sorta di giacobinismo fine a se stesso, un giacobinismo da quattro soldi. Se il progetto era ed è quello di proporsi come guida morale al posto di una classe politica ritenuta inetta, inaffidabile, irredimibile, dobbiamo ammettere che l'azione delegittimante nei confronti della politica è riuscita e sta riuscendo. Tuttavia, assegnare alla magistratura il ruolo di supplenza della politica nasconde l'obiettivo di cambiare la classe politica per via giudiziaria e non democratica, come avvenne nell'URSS degli anni 30, per esempio. A cambiare però la classe politica di quest'Aula ci hanno pensato gli elettori, cioè la democrazia vera, visto che qui dentro per l'80% siamo nuovi, a cominciare dalla lista che porta il nome Maroni.
Il problema è che questa azione incide nel rapporto tra classe politica e opinione pubblica, visto che recenti sondaggi ci dicono che la principale responsabilità del dilagare della corruzione è attribuito dall'opinione pubblica alla politica. Il 75% la pensa così, salvo poi ammettere, e questa è una particolarità che potrebbe far sorridere, che comunque ne approfitterebbe, è il 55%, per cui il 75% è indignato perché, secondo il 75% dell'opinione pubblica è indignato per le corruttele in seno alla classe politica, però il 55% dell'opinione pubblica ne approfitterebbe. Questa è la fisionomia e anche il rigore morale di questo Paese. E questa è una pericolosa deriva disgregativa che è innescata proprio dal ruolo della magistratura negli ultimi anni, perché la corruzione suscita indignazione, risentimento, rancore, livore, a maggior ragione in un momento di risorse scarse. Ecco perché l'equazione Maroni, Expo e induzione indebita, che abbiamo cominciato a leggere da ieri sui giornali, è da respingere con estrema fermezza. Io volevo leggere solo i titoli degli ultimi articoli che sono usciti, e lo diceva prima anche il Presidente Romeo. A proposito degli interessi delle regioni, i moltiplicatori della spesa, Lesina e Giavazzi il 6 luglio, a proposito di Errani, fallisce la rivoluzione federalista, 9 luglio, a proposito sempre di Errani, da Formigoni a Errani la caduta dei governatori. Questo è il profilo dell'attacco di cui parlava prima anche il Presidente Romeo. È del tutto evidente che attaccare una delle regioni più virtuose d'Europa, una delle regioni che recentemente Moody's ha accreditato di un livello di virtuosità superiore allo Stato, significa fare piazza pulita dell'intero sistema regionale, significa revocare la democrazia di prossimità e imboccare una deriva molto pericolosa davvero per la qualità della nostra democrazia. Qualche riflessione merita poi il reato, l'induzione indebita, che è un reato di fattispecie nuovo, che è di nuova concezione, perché fu introdotto dal governo Monti. Una prima riflessione relativamente al fatto che queste sono cose che succedono quando la politica abdica, quando la politica si fa commissariare, come è avvenuto col governo dei professori. Questo è il punto. E i professori, lo dico anche contro la mia categoria, di disastri ne hanno combinati parecchi, visto che abbiamo appena finito di discutere un referendum sulla legge Fornero, per esempio. E questo è risultato, questo reato di induzione, un formidabile strumento per la magistratura per applicare quella deriva disgregativa della socialità così perversa di cui parlavo prima. La fattispecie di reato l'ha introdotta il governo Monti. Ora, io è un ambiente, quello dell'università, che conosco bene. Io escludo nel modo più assoluto, ma veramente nel modo più assoluto, che a cominciare dal Presidente del Consiglio, che è stato potente professore ordinario, rettore dell'Università Bocconi e presidente dell'Università Bocconi, per finire a tutti gli altri professori di quel governo, nessuno abbia fatto ricorso a una segnalazione, non dico per un concorso a cattedra, ma anche per una semplice borsa di studio. Questo è il punto. E introducono il reato di induzione indebita. Io quel mondo lo conosco, so come funzionano quei concorsi, come funzionano le segnalazioni. E allora quel governo, composto da tutti i professori, introduce il reato di induzione indebita. Ma stiamo scherzando? Veramente abbiamo perso il bandolo della matassa. Stiamo parlando tra l'altro di una segnalazione, della buona, vecchia e cara segnalazione di cui tutti, ognuno di noi qua dentro probabilmente ha fatto uso o comunque l'ha fatta nel corso della propria esistenza, e vedere che questo tipo di sarà anche riprovevole, voglio dire, ricorrere alla segnalazione, ma per chi la fa e per chi la riceve, ma rubricarla con un reato, come un reato penale, e soprattutto dei peggiori, leggendo i giornali di oggi, è davvero una cosa che è francamente inaccettabile da questo punto di vista. Per cui, caro Presidente Maroni, noi pretoriani della lista civica che porta il suo nome, le rinnoviamo la nostra fiducia e il nostro appoggio, e in un momento così difficile le manifestiamo la nostra vicinanza di spirito, la nostra solidarietà e anche il nostro sentimento di amicizia. Una precisazione prima di concludere, visto che in un paio di articoli, uno del giornale, quotidiano del quale mi onoro di essere un editorialista, e l'altro del Fatto Quotidiano, cita il mio nome, visto che sono stato ex presidente di Eupolis.
Allora, al giornale volevo ricordare che le mie dimissioni da presidente di Eupoli sono il 23 gennaio 2013, quindi ben al di là, sembra quasi che io sia in carica, sia ancora presidente di Eupolis, e soprattutto sembra che sia sostanzialmente diventato presidente di Eupolis per questioni eminentemente politiche, perché sono il capogruppo della sua lista. Penso anche di essere diventato presidente di Eupolis alla fine del 2010 per qualche piccolo merito scientifico sul temi del federalismo, dell'autonomismo, e che i colleghi del giornale vadano a approfondire le cose. Invece al Fatto Quotidiano vorrei dire che se frequentasse meno i corridoi delle procure, ma magari più quest'aula, non scriverebbe che io sono stato eletto in Consiglio regionale candidato nel listino bloccato del Presidente Maroni, perché il listino bloccato non esiste più, e allora venite più in aula e andate meno nelle procure prima di scrivere gli articoli. Grazie. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcollan, neoprene, silicone? Prova la Sargon.